Si sono concluse le elezioni regionali e noi siamo andati a rendere visita a una new entry del nuovo Consiglio regionale della Sardegna. Si chiama Piero Maieli, 42enne, medico veterinario. Intanto complimenti per il suo exploit. Prima domanda, si sente un uomo di partito? Ma più che un uomo di partito sono un uomo della Sardegna, io non sono mai stato un uomo di partito, non ho mai vissuto dalla politica, l'ho sempre guardata con attenzione, mi è sempre piaciuto interessarmi ai problemi della gente, quindi diciamo che come percorso naturale questo è diciamo, l'arrivo e la destinazione. Lei arriva la sua attività la porta quotidianamente a vivere problemi che la legano al territorio in primis e poi anche ai suoi concittadini, e io estendo a tutti i suoi concittadini sardi. Problematiche annose, problematiche che si ripercuotono sicuramente su quello che è il vivere comune. Quale sarà una delle prime cose che lei proporrà in questa nuova legislatura della Regione di Sardegna? Ma diciamo che io mi muovo su tutta la Sardegna, quindi ho un quadro privilegiato e abbastanza completo. Sicuramente se riguarda quello che riguarda il mio settore, in questo momento siamo al centro purtroppo di una situazione epocale che è la crisi del latte, che ha raggiunto diciamo, proprio dei toni esasperati. Insomma, con delle manifestazioni che non hanno niente a che vedere con una protesta, ma che sono assolutamente hanno sconfinato nel vandalismo, nel teppismo, nella delinquenza più pura. Sicuramente questo è un problema che dovremmo affrontare immediatamente col Presidente Cristian. Io credo di essere abbastanza afferrato sulla materia, visto che mi occupo da 16 anni dell'assistenza zootecnica alle aziende. Dopo il latte ci sarà sicuramente la peste suina, ci saranno tutti i problemi che riguardano il mio settore o il settore del quale mi occupo professionalmente. E poi comunque non bisogna trascurare tutti gli aspetti di quello che è il vivere diciamo, quotidiano e le problematiche della nostra Sardegna, dalla sanità, trasporti eccetera, ma lì penso che ci saranno persone più ferrate. Qual è la sua idea di Sardegna? Come vede il prossimo futuro di un'isola che sinceramente sembra quasi sempre, qualcuno l'ha definita col freno a mano inserito? Cosa bisogna fare per sbloccare tutte queste peculiarità che abbiamo, dal settore zootecnico al turismo, all'agricoltura e a quelli che sono soprattutto la valorizzazione dei nostri usi e costumi, Piero? Ma io credo molto nella programmazione, programmare in maniera puntuale, non muoversi così a vista, navigare a vista come si è fatto negli ultimi anni. Una programmazione seria su tutti i settori può portare sicuramente a un risultato, perché invece quello che manca è proprio anche, riprendendo anche le argomentazioni di prima, è una programmazione a lungo termine. Non si può pensare di tappare un buco da una parte quando dall'altra parte si stanno aprendo delle falle, scusate. Ultima domanda, quindi un chiaro concetto di quello che può essere fatto per ripartire in primis, ma cosa si aspetta dalla gente di Sardegna? Perché poi noi abbiamo questa peculiarità, riusciamo sempre a sollevarci, talune volte lo facciamo da soli con grande difficoltà, soprattutto nel proporci a quello che è il discorso che dopo 34 anni finalmente alla guida della Regione di Sardegna ritorna una persona che insomma ha quel vessillo dei quattro mori. Ma io penso che bisogna prima di tutto cercare di richiamare quelli che sono i concetti di sardità. Prima di tutto sardità fa anche rima bene con solidarietà. Dobbiamo essere solidali tra di noi, dobbiamo tutelarci tra di noi, non pensiamo che non dobbiamo pensare che la salvezza arrivi da fuori dalla Sardegna. Noi siamo un esempio come Partito Sardo d'Azione di quello che è l'istinto, lo spirito identitario. Altri partiti se ne sono fatti anche loro padroni, giustamente, però diciamo che lo spirito di appartenenza nasce dal Partito Sardo d'Azione. Per questo mi sono candidato e ci credo molto in questo partito. Si evince le sue parole questo senso vero di appartenenza, la fierezza, no, del popolo di Sardegna. La ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, naturalmente buon lavoro e soprattutto si dice sempre, Forza Baris. Certo, grazie, Forza Baris.